Eraclea, la squadra mobile ha arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Gentian Muca, 36enne cittadino albanese, residente in Italia e pluripregiudicato. L'uomo era stato notato a bordo della sua Mercedes con fare sospetto. In un capannone di pertinenza dell'abitazione del fratello, in via Marco Polo, gli agenti hanno scovato una sorta di comodino in acciaio, chiuso, che si apriva con una delle chiavi in possesso dell'arrestato. All'interno 2 confezioni e 30 ovuli contenenti complessivamente 545 grammi di cocaina ed un'altra confezione sottovuoto contenente 517 grammi di marijuana. Jesolo, in quel furgone occupato da 4 uomini ed una donna, fermo in via dei Pioppi, i passeggeri apparivano interessati più alle auto in sosta lungo la strada che alla vicina spiaggia. Al controllo della polizia, il quintetto, originario dell'Est Europa, non era in grado di fornire una spiegazione plausibile circa la sua presenza a Jesolo. Su uno di loro, peraltro evaso dagli arresti domiciliari, pendeva un ordine di cattura per una condanna ad 1 anno e 3 mesi di carcere per furto in abitazione e è stato rinchiuso nel penitenziario di Venezia. Tutti gli altri, anche la donna, risultavano avere precedenti di polizia per reati predatori. Mestre, i vigili del fuoco hanno recuperato nel pomeriggio un mototopo di circa 10 metri affondato in un canale in via Pepe. I sommozzatori dei pompieri di Vicenza hanno imbragato sott'acqua la barca, che è stata poi recuperata con l'ausilio dell'autogru. Sono in corso di accertamento le cause dell'inabissamento del mototopo. Marcon, ancora impossibile prelevare le acque dal fiume Dese a scopo irriguo. Anche le ultime analisi trasmesse dall'ARPA Valcomune, relative a prelievi svolti nel mese di luglio, hanno evidenziato la presenza di salmonella nelle acque del fiume. Il comune ha diramato un avviso alla popolazione con il quale si conferma l'ordinanza emessa dal sindaco Follini il 1° giugno, con la quale viene fatto divieto di utilizzarne le acque a scopo di irrigazione. Venezia, il parco di Papadopoli come Hyde Park a Londra. Nel giardino pubblico che si trova nei pressi di Piazzale Roma è stato allestito nel pomeriggio una sorta di Speaker's Corner sul modello di quanto avviene nella capitale inglese. Un'iniziativa organizzata dal gruppo 25 aprile, contrario ad una delibera comunale che potrebbe affidare il parco pubblico in uso esclusivo ad un albergo a cui verrebbe venduta contestualmente anche la casa del giardiniere.